Antiche collezioni in un moderno contenitore. Dal collezionista rinascimentale Marco Mantova Benavides al medico e naturalista Antonio Vallisneri, dall'edificio del Bo al nuovo edificio Liviano. Questo è il Museo di Archeologia ed Arte voluto da Carlo Anti, un museo in dialogo tra passato e presente. L'architettura di Gio Ponti, evocativa di classiche atmosfere tra il sacro e l'intimità domestica, diventa lo scenario nel quale si proiettano calmi e antichi sguardi, che attraversano il tempo, osservano il visitatore e ne richiamano l'attenzione, in un silenzioso dialogo. Nella collezione cinquecentesca si riscopre l'antico. L'opera degli artisti del tempo scruta i dettagli e cerca di farli propri, sperimentando e modellando la materia. E i 1000 volti del passato fanno capolino in altre raccolte che testimoniano il susseguirsi di mode, abilità e raffinatezze tecniche di molte culture del bacino mediterraneo. L'archivio storico documenta il lavoro dell'archeologo, un passato tutto da scoprire. Ed improvviso, l'incanto di questo silenzioso dialogo con la storia è rotto da antiche melodie. Ricreate grazie alla tecnologia moderna, esse ci permettono di assaporare lontani echi di sonorità perdute. Uno scrigno dai tanti misteri, da scoprire insieme.